Allora, ometto i ringraziamenti perché, anche se ovviamente sono sinceri, vorrei subito con i piedi nel piatto. L'edizione di quest'anno del Festival Costituzione è dedicato alla solidarietà. Devo partire. E se qualcuno mi dà in mano. Ecco, alla solidarietà. Che la Costituzione italiana declina come solidarietà sociale, politica ed economica. Se ne trovano tracce molteplici nel testo costituzionale. L'epitome è senz'altro nell'articolo 2 della Costituzione, dove la Repubblica a un tempo riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, richiedendo a tutti e ciascuno l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Tornerò su questa formulazione costituzionale che rimanda all'idea irenica della persona come animale sociale. Una sentenza della Corte Costituzionale, la 75 del 92, eleva il principio di solidarietà tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico fino a assumerlo, cito, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dall'Assemblea Costituente. Più ancora della fraternité del trittico rivoluzionario francese, espressione di una relazione tra singoli all'interno di una struttura statale che guardava con sfavore ai corpi intermedi, la solidarietà rimanda l'idea di coesione sociale. Ci sono dei problemi con le slide. Ecco. Una comunità, dice la Corte Costituzionale, di diritti e di doveri, più ampia e comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto, che accoglie e comuna tutti coloro che ricevono diritti e restituiscono doveri. Bella immagine, lo scambio di diritti e di doveri in una solidarietà quasi cosmica. C'è un campo però in cui questo scambio sembra interrompersi, ed è il campo della sicurezza collettiva. Al solito ne spia il nostro linguaggio quotidiano, perché sono le parole che ci restituiscono l'essenza autentica delle cose. Prendiamo allora ad esempio la parola sicurezza. Ora, un tempo, in anni di welfare state, il sostantivo sicurezza si accompagnava all'aggettivo sociale, oppure si sposava con il sostantivo lavoro. Sicurezza sociale come garanzia di reti di protezione collettiva, sicurezza del lavoro come diritto alla piena occupazione, sicurezza nel lavoro come riferimento alle condizioni in cui il lavoratore presta la sua opera. Oggi è tutto un altro dire. Sicurezza è esclusivamente sinonimo di protezione di vittime potenziali contro potenziali aggressori, in una logica di tutti contro tutti. È parola abusata nei discorsi sul contrasto alla criminalità o all'immigrazione clandestina. Eppure, in ambito penale, quella parola, sicurezza, nasce con ben altro significato. Nel suo Lo spirito delle leggi, Montesquieu scriveva così: la libertà politica in un cittadino consiste in quella tranquillità di spirito che proviene dalla convinzione che ciascuno ha della propria sicurezza. E perché questa libertà esista, bisogna che il governo sia organizzato in modo da impedire che un cittadino possa temere un altro cittadino. Ma ciò, secondo Montesquieu, non si otteneva inasprendo le pene, introducendo nuovi reati o chiudendo le celle e buttando via la chiave, semmai rispettando la legalità costituzionale e facendo della legge non un ostacolo alla libertà, bensì una sua condizione di esistenza. La sicurezza, insomma, si mette in sicurezza, ci dice Montesquieu, sottoponendo il potere a regole, a limiti e controlli, perché a questo serve la Costituzione. Dunque, la solidarietà sociale fa cavalcare la soglia della galera, come se il pianeta carcere, altra parola consueta del nostro linguaggio quotidiano, appartenesse a
spunto a un'altra galassia. Eppure non è così. Ce lo ricorda con parole precisissime e suggestive Adriano Sofri in un suo bel libro. L'incipit suona così. Leggetelo, prego. Non dico che dovete farlo perché può capitare a chiunque, anche a voi, di finire in galera. Al contrario, è probabile che non vi capiti affatto, che ve la caviate. Tuttavia, anche se non andrete dentro, centriamo tutti. È vero. Perché se è vero che un paese si riconosce nelle sue leggi e dalle sue leggi, allora il carcere non parla solo di loro, i cattivi incattiviti in cattività. Cattivus, in latino, non indicava solo il contrario di buono, ma il prigioniero di guerra costretto in schiavitù. Il carcere parla di noi, parla soprattutto di noi e di ciò che siamo e che vogliamo essere, di quale diritto, di quale giustizia, di quale democrazia abbiamo in mente, in quale comunità solidale aspiriamo a vivere. Ecco perché centriamo tutti. E badate, non solo metaforicamente. A chi si sente al riparo dai rischi della galera, quelli che io non ho nulla da nascondere, raccomanderei la lettura di un altro libro di Luigi Manconi e Valentina Calderone, Quando hanno aperto la cella, Stefano Cucchi e gli altri. Racconta questo libro 13 storie che riguardano persone assolutamente comuni come noi, un operaio, un falegname, un maestro elementare, un fotografo, qualche tossico, qualche extracomunitario, prevalentemente ragazzi. Persone comuni diventate protagoniste di un girone dantesco per casuale sventura. Non esiste infatti, ad esempio, alcuna proporzione né alcun nesso causale tra lo spostare per scherzo di notte alcuni transenni da una strada in stato etilico e morire in un pronto soccorso dopo essere stati massacrati di botte in un commissariato, come accaduto al maestro elementare Giuseppe Uva. Per tutte queste ragioni, chi come me crede nel diritto come violenza domata e nella Costituzione come strumento per limitare il monopolio della forza a garanzia dei diritti di tutti, anche del peggior pendario da foca, non può che individuare nel carcere e nelle misure privative della libertà personale un campo di indagine decisivo. Ecco perché stupisce che, lo dico a Roberto Zaccaria, che è il maestro della nostra disciplina, Roberto, noi custodisti abbiamo fatto una cessione unilaterale di sovranità a vantaggio dei penalisti su questi temi. Non esiste nella nostra disciplina, che io sappia, uno studio complessivo sul ruolo della Costituzione dietro le sbarre, cioè uno studio che analizzi la pena sia nella sua dimensione statica, le pene nella loro diversa tipologia, sia nella loro dimensione dinamica, cioè l'esecuzione della pena e dunque la condizione del recluso. Eppure, riflesso nella Costituzione, possiamo vedere il volto autentico della pena. Io me lo immagino così, geometricamente, come l'area di un triangolo equilatero, i cui vertici sono rappresentati dalla finalità rieducativa del reo, dal divieto incondizionato della morte come pena e dal divieto altrettanto incondizionato di pene inumane e degradanti. Proverò a dimostrare l'assunto. Affardata almeno dalla sentenza 313 del 90 della Corte Costituzionale, poi reiteratamente confermata, l'evoluzione ormai compiutosi nella giurisprudenza della Corte è in un senso preciso. Presa di distanza dalla polifunzionalità della pena a favore di una valorizzazione in massimo grado della finalità della risocializzazione del reo. Questa, la finalità educativa, è l'unica integralmente, testualmente prevista in Costituzione, dunque non può mai essere integralmente sacrificata a vantaggio di altre diverse funzioni astrattamente perseguibili. Lo dico così
oggi, ci insegna la Corte Costituzionale, nella filiera della pena, tutti i soggetti che partecipano al momento punitivo sono sottoposti a questo medesimo scopo. Il legislatore, nella fase della produzione legislativa, i giudici di merito, quando commina la pena alla fine del processo, il giudice dell'esecuzione e la polizia penitenziaria quando esegue la pena, finanche il capo dello Stato e il Parlamento quando esercitano i loro poteri di clemenza individuale, la grazia o collettiva, l'indulto. La finalità rieducativa traccia dunque, in ragione dell'articolo 27,3 della Costituzione, l'orizzonte costituzionale cui tutte le pene, dice la Costituzione, devono tendere. Questo non è un ossimoro. L'accento cade sul devono, mentre il tendere, lungi da rappresentare una mera formula operativa, è da intendersi come limite all'ordinamento penitenziario, chiamato a garantire il processo rieducativo, ma non a imporlo, perché il detenuto resta libero di accettarlo o meno. Questo orientamento della Corte Costituzionale è messo in sicurezza dalla nuova formulazione dell'articolo 27,4 della Costituzione. Io sono un laico e tendo quindi a non credere ai miracoli, però i miracoli evidentemente esistono. Se nel 2007, con la legge costituzionale, è stata finalmente abolita, senza se e senza ma, la pena di morte. Ricorderete che in origine l'articolo 27,4 diceva non è ammessa la pena di morte, virgola, se non nei casi previsti dalla legge penale militare di guerra. Perché insisto su questa riforma costituzionale negletta e misconosciuta sia dai penalisti che dai costituzionalisti? Perché la capacità epistemologica di questa riforma è enorme. Abolendo incondizionatamente la pena di morte è caduta l'unica eccezione costituzionalmente prevista al principio secolarizzato del finalismo educativo, perché se tu uccidi il detenuto evidentemente gli neghi la risocializzazione. Oggi, grazie a questa riforma, il paradigma della finalità educativa si afferma come tale. A me piace declinarlo in questi termini. Per la Repubblica Italiana nessuna persona è mai persa per sempre. L'uomo infatti non è il suo errore, per quanto esso grave sia. A tale paradigma vanno dunque commisurate tutte le misure che incidono sulla libertà personale del detenuto e tutte le modalità di esecuzione della pena. Finalità educativa dunque, rifiuto della morte come pena, ma il profilo costituzionale della pena non finisce qui. Include anche una clausola di salvaguardia, il divieto di trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Badate, come già la finalità educativa, anche questo divieto non riguarda solo il momento finale dell'esecuzione della pena, risale a monte, perché se noi non vogliamo compromettere questa clausola di salvaguardia, il divieto di trattamenti crudeli, inumani e degradanti si impone fin dal momento statico in cui il legislatore sceglie come e quanto punire. Ecco perché questa clausola di protezione noi la ritroviamo in Costituzione in tutti i luoghi in cui lo Stato esercita il monopolio della forza, nel momento dell'esecuzione della custodia cautelare, l'articolo 13, nel momento dell'esecuzione penale, l'articolo 27, nel momento dei trattamenti sanitari obbligatori, l'articolo 32. E poiché tale divieto di trattamenti umani degradanti è inglobato nelle principali carte internazionali dei diritti, è oggi scudata anche dall'articolo 117,1 della Costituzione, laddove obbliga il legislatore a rispettare tutti gli obblighi internazionali pattizi, così come interpretati dalle giurisdizioni sovranazionali. Facciamo felice il nostro Presidente del Consiglio. Questo è il selfie della pena secondo il nostro disegno costituzionale. Questo è il volto costituzionale della pena. Il suo archè va ricercato nel principio della dignità personale, traduzione giuridica della massima kantiana per la quale la persona è assunta come fine e mai come mezzo dell'agire umano. È l'idea della piramide rovesciata
secondo la felice espressione usata dal giovane Aldo Moro Costituente, l'idea cioè che al vertice della democrazia costituzionale sia la persona umana titolare di diritti inviolabili che la Repubblica, badate, non attribuisce, ma riconosce sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. E anche il carcere, a suo modo, è una formazione sociale, dove la personalità del detenuto non va disintegrata. Sentite cosa dice la Corte Costituzionale in una sentenza del 99, ma che riprende sentenza del 93 e successivamente confermata nel 2000. Anche i detenuti sono titolari di diritti che subiscono durante la detenzione una contrazione, non una totale sospensione. La dignità della persona, anche in questo caso, anzi soprattutto in questo caso, il cui dato distintivo è la precarietà degli individui derivanti dalla mancanza di libertà in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile, è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso della esecuzione penale. L'uomo, insomma, della pena può rivelarsi diverso dall'uomo del reato e si va in galera perché si è puniti, non per essere puniti. Nella sua lunga carriera politica, Aldo Moro fu anche per breve periodo ministro di giustizia e, per quanto pigro, era solito visitare le carceri. Anche da professore universitario Moro non interruppe mai la sua attività didattica, ma vedeva questo interesse, accompagnava spesso e volentieri i suoi studenti a visitare le carceri. Ed è in un carcere del popolo che è finita la sua vita. Trascorse i suoi ultimi 55 giorni in un cubicolo lungo 3 metri e lungo meno di 1, quanto una comune porta di appartamento stipiti compresi. All'interno solo una branda, un water fisiologico, un condizionatore per il ricambio dell'aria. Una delle lettere inviata dall'allora ministro degli interni Francesco Cossiga contiene un inciso che suonava così: io comincio a capire che cos'è la detenzione. La parola prigione, nelle lettere che Moro scrive in 55 giorni, è in assoluto la parola più ricorrente. È un cupo presagio più che un contrappasso. Quello del carcere, infatti, è un tema che Aldo Moro conosceva bene. Le sue lezioni di istituzioni di diritto e procedura penale, pubblicate meritoriamente da Carocci nel 2005, si aprono sorprendentemente proprio con il capitolo dedicato alla funzione della pena, che di solito i penalisti residuano invece alla fine dei manuali. La riflessione sul tema che Aldo Moro propone è di grande attualità e decisamente contro la doxa dominante. Bene hanno fatto Franco Corleone e Stefano Anastasia in questo loro libro a pubblicare un appendice. Per Moro, cito, la pena è privazione della libertà, ma è soltanto privazione della libertà, non più di questo. E muovendo da questo assunto, Aldo Moro rifiutava incondizionatamente la pena di morte, vergogna inimmaginabile, diceva. Ma anche, e questo può sorprendere di più, rifiutava anche, altrettanto nettamente, l'ergastolo. Appellato, cito, come il fatto agghiacciante della pena perpetua, più crudele e disumana della stessa pena capitale. Le sono le parole di Papa Francesco di qualche mese fa nella prolusione che ha svolto davanti all'associazione dei penalisti, Associazione Internazionale dei Penalisti. Mi è capitato tempo fa di visitare la Rocca di Spoleto nel secolo adoperata quale prigione e sono rimasto colpito da una incisione a parete, ecco certamente di quella sua antica funzione. Finisce tutto, finisce. Ho capito perché quella frase mi ha colpito preparando l'incontro di oggi, perché mi sono ricordato che Moro, per restituire all'ergastolo il suo indicibile orrore, adoperava nelle sue lezioni la medesima frase, solo capovolgendola: non finirà mai, finirà con la tua vita questa pena.
Ed è uno straziante pensare che Moro abbia tenuto queste lezioni universitarie solo 2 anni prima di essere sequestrato, imprigionato, sottoposto a un farsesco processo popolare senza difesa e condannato a morte, crudelmente giustiziato. Ora, perché questo intermezzo su Aldo Moro e le sue prigioni? Non è un fuor d'opera. Mi permette di introdurre uno dei maggiori ostacoli all'accettazione del disegno costituzionale della pena. È quell'ostacolo che io chiamo paradigma vittimario. Il caso Moro ne è stato l'esempio più eclatante e al tempo stesso la sua più evidente strumentalizzazione. Come ricorda Giovanni Moro nel suo libro anni 70, il rispetto per il sangue versato fu una parola d'ordine di cui si servì la politica della fermezza per legittimarsi, spingendo questa strumentalizzazione delle vittime fino, dice Giovanni Moro, ad autentiche mostruosità. Ogni trattativa per salvare Aldo Moro, si disse allora, avrebbe arrecato offesa ai morti di via Fani. Di più, si mentì, anche spudoratamente, dicendo che una delle vedove di via Fani aveva minacciato di darsi fuoco in piazza se si fossero aperte qualsivoglia trattative. Ora, il rispetto della memoria delle vittime e dei loro familiari in quel caso fu giocato contro Abele, perché tale era il Moro prigioniero delle Brigate Rosse. Oggi invece la retorica del paradigma vittimario è soprattutto arma polemica nei confronti di Caino. Esprime il paradigma vittimario la tendenza pericolosa, a mio avviso, a contrapporre alla dimensione pubblica della pena il dolore privato delle vittime, spesso veicolato in forma associata, finendo così per alimentare una doxa dominante tutta chiacchiere e distintivo, ostacolo all'accettazione, prima ancora che alla realizzazione del disegno costituzionale delle pene, quale strumento di recupero sociale del reo. Lo dico più semplicemente e in maniera vorticante: la voce delle vittime esige sicurezza e giustizia risarcitoria e retributiva. Queste aspettative pretendono di entrare nei momenti decisivi della produzione legislativa, della dialettica processuale, della esecuzione penale. Le vittime vanno ascoltate e devono avere un potere di veto sostanziale. Del resto, già oggi Abele ha voce in capitolo sul destino di Caino. Succede ad esempio nella concessione o meno del provvedimento di grazia o di liberazione condizionale. Si chiede il parere dei parenti delle vittime quando il Presidente della Repubblica o il magistrato deve concedere uno di questi benefici. L'intera riflessione oggi molto alla page sulla necessità di introdurre forme di giustizia riparativa e di mediazione penale ruota attorno alla centralità della relazione tra vittima e reo. Un libro molto interessante da questo punto di vista è ad esempio quello di Gerardo Colombo, Il perdono responsabile. Sapendo di dire una cosa non nella corrente della maggioranza, inviterei tutti a essere molto prudenti rispetto a questo orizzonte. Ricordo a tutti che lo Stato di diritto si impone proprio allo scopo di trasformare le esigenze di vendetta privata in domanda di giustizia pubblica, sottraendo Caino alla disponibilità di Abele e diventando con il processo un luogo pubblico di dibattito dialogico e razionale e non emotivo. Lo dico così, vorrei essere chiaro. Non penso che le istituzioni debbano chiedere il permesso alle vittime per legiferare, decidere se dare una grazia, un permesso premio, una libertà anticipata o vigilata. Queste sono cose che devono essere fatte nell'interesse generale, che può non coincidere con quello dei familiari delle vittime. E se lo Stato, la magistratura, il governo, il Presidente della Repubblica pensano che un atto sia corretto, necessario, motivato, allora non possono certo farsi paralizzare dai dolori privati. Ho barato, non sono parole mie, sono parole di Mario Calabrese, spingendo la notte più in là. È una politica cinica e solo apparentemente solidale
quella che usa l'empatia verso le vittime per giustificare la scorciatoia dell'inasprimento delle pene e della tolleranza zero, in luogo della via costituzionalmente imposta del diritto penale minimo e della risocializzazione del reo. Allora, riappoggiamo il nastro che finora vi ho proiettato. Tutte le pene sono finalizzate alla risoluzione del reo e non possono mai essere contrarie al senso di umanità. Questo è l'orizzonte costituzionale, che il paradigma vittimario non può mettere in discussione. Scusatemi, ma che cos'è l'orizzonte? L'orizzonte è una linea immaginaria, divide ciò che si vede da ciò che non si vede. Una linea che separa ciò che sta dentro da ciò che sta oltre l'orizzonte. Ora, diversamente dall'orizzonte ottico, che scivola sempre in avanti a mano che noi cerchiamo di avvicinarlo, l'orizzonte costituzionale della pena è invece fisso, perché opera come parametro di legittimità. Guardando all'orizzonte costituzionale della pena, io posso dire se una sanzione è o meno legittima, conforme alla Costituzione. Allora, non potendo applicare l'orizzonte costituzionale della pena a tutte le tipologie delle pene, vi propongo un esperimento. Ne scelgo solo una, la più tremenda di tutte, il carcere a vita. E pongo il problema nel modo più radicale. I giudici italiani, condannando taluno all'ergastolo, applicano una pena costituzionalmente legittima? Condannano a una sanzione che sta dentro o sta fuori questo orizzonte? Facciamo una precisazione preliminare di tipo semantico. Se le parole hanno un obbligo di verità, noi dobbiamo abituarci a parlare di ergastoli al plurale, perché accanto all'ergastolo comune esiste l'ergastolo diurno con isolamento diurno e l'ergastolo stativo, ciascuno con un proprio regime giuridico. Ora, abbiamo visto che il disegno costituzionale della pena impone di guardare alla reclusione non come punto d'arrivo, ma come punto da cui partire, verso una possibile risocializzazione che la Costituzione non nega a nessuno. Dunque è evidente come il fine pena mai sia incognita rispetto a questo orizzonte. E invece il Corte Costituzionale di Cassazione, in santa alleanza con la prevalente dottrina giuridica, archiviano il problema della costituzionalità dell'ergastolo attraverso una precisa strategia argomentativa, che è questa. Non si deve guardare l'ergastolo sul piano statico, ma sul piano dinamico, e cioè all'ergastolo come pena eseguita. E siccome il nostro ordinamento prevede che dopo 26 anni di detenzione l'ergastolano può accedere alla liberazione condizionale, che dopo 5 anni di libertà vigilata estingue la pena, allora vuol dire che l'ergastolo, nato come pena perpetua, nel tempo non è più perpetua. Dunque, in forza di questa strategia argomentativa, non è vero che l'ergastolo sia una pena senza fine, perché anche l'ergastolano può accedere al recupero sociale attraverso la liberazione condizionale. Questo argomento ha fatto breccia anche a Strasburgo. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, infatti, non è di per sé contraria a sanzioni di durata indeterminata, purché, dicono i giudici di Strasburgo, l'indeterminatezza della pena non si traduca in carattere assoluto di perpetuità. E siccome l'ergastolo, grazie alla liberazione condizionale, è una pena perpetua deducibile, così dicono a Strasburgo, non è una pena che viola la cedula. Si parla licet. Quello della Corte Costituzionale della Cassazione a me pare un sofisma. Perché dire che l'ergastolo non è più ergastolo significa dire che l'ergastolo può esistere in quanto tende a non esistere. E quello che i giudici di Strasburgo è, a mio avviso, un ossimoro, perché parlare di pena perpetua riducibile è come dire caos calmo, disgustoso piacere, brivido caldo. Sono astuzie del linguaggio che esprimono una normativa rinnegante, perché tale è una norma che tiene insieme in maniera
vittoria due opposti. Ma il punto che mi preme sottolineare è un altro. L'argomento delle corti dimostra al contrario che una reclusione a vita è certamente incostituzionale. Dunque tutti i colpevoli che per ragioni più varie hanno scontato l'ergastolo fino a morirne sono stati sottoposti a una pena che la Costituzione respinge. È accaduto, accade anche oggi, continuerà ad accadere sopravvivendo edittalmente la pena della reclusione perpetua. Oggi in Italia sono 1584, scusatemi, i condannati a vita. Di questi 1162 sono cosiddetti ergastolani ostativi. Rispetto a quello dell'ergastolano comune, la condizione dell'ergastolano ostativo si rivela, se possibile, ancora peggiore. Vediamo qual è la differenza tra l'ergastolano comune e l'ergastolano ostativo. L'ergastolano comune, lo accennavo prima, conserva il diritto a che il protrarsi della pena punitiva dello Stato sia periodicamente riesaminata ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari del permesso premio dopo 10 anni di reclusione, della semilibertà dopo 20 anni di reclusione oppure della liberazione condizionale dopo 26 anni di reclusione. L'ergastolano ostativo invece non ha neppure tale diritto, perché in assenza di collaborazione proficua con la giustizia quei benefici gli sono preclusi per sempre. Secondo la legge, infatti, gli ergastolani ostativi sono colpevoli 2 volte. La prima volta per aver commesso un grave reato associativo contemplato nell'elenco dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, e la seconda volta per non aver collaborato proficuamente alle indagini. E poiché la condanna al 4 bis, ergastolo ostativo, è l'anticamera del 41 bis, il carcere duro, gli ergastolani ostativi finiscono per essere così vittime di un triplice schiacciamento, perché espropriati della propria vita in quanto ergastolani, privati di ogni residua speranza in quanto ostativi, stracciati dalle normali regole del trattamento penitenziario in quanto sottoposti al regime del carcere duro. Per loro e solo per loro l'ergastolo è una pena effettivamente perpetua, da cui è possibile uscire solo mettendo qualcun altro al proprio posto. Confesso che studiando questo argomento non ho potuto non pensare a una pagina kafkiana. La Commissione del ergastolo ostativo ricorda infatti una pagina del processo, quando il protagonista del romanzo, Joseph K., si sente rivolgere il seguente suggerimento: lei non è abbastanza rendevole, a quanto mi hanno detto. Chi glielo ha detto? Chiese K. Non mi chieda nomi, per favore, e corregga piuttosto il suo errore. Non sia più così rigido. Contro questo tribunale difendersi non si può, bisogna confessare. Faccia la sua confessione appena può, solo dopo se la potrà cavare, solo dopo. C'è dell'altro. Perché il giustizialismo, quando pretende di essere lungimirante, diventa così cretino da diventare ottuso. La disciplina dell'ergastolo ostativo, infatti, presuppone un ordinamento penale che sia esente da errori giudiziari. Ma questo è un irrealistico presupposto. Il rischio di condannare un innocente è sempre possibile. Dunque nessuno dovrebbe essere punito in modo così definitivo. Chi può escludere che fra i 1162 ergastolani ostativi ce ne siano di innocenti, che non hanno niente da confessare, nessuno da denunciare? E così la fallacia normativistica di un ordinamento infallibile genera, con l'ergastolo ostativo, un altro paradosso kafkiano. Lo dico così: se un giorno sarete condannati all'ergastolo ostativo, auguratevi infatti di essere davvero colpevoli, perché solo il colpevole può ovviamente collaborare con la giustizia, guadagnando così una possibile libertà. Ma se malauguratamente sarete innocenti, sarà peggio per voi. Dovete infatti rassegnarvi a morire murati vivi. Dunque, l'idea che l'ergastolo sia una pena perpetua riducibile, che l'ergastolo può esistere costituzionalmente in quanto non è più ergastolo,
non è solo un sofisma, non è solo un ossimoro, non è solo un paradosso kafkiano, è oggi anche un luogo comune che alcune recenti novità legislative si incaricano di smentire. Si tratta infatti di due modifiche ordinamentali introdotte l'anno scorso che presuppongono esattamente l'ergastolo come pena perpetua, misurabile cioè con una clessidra senza sabbia. Qui il discorso si fa tecnico, lo so, è domenica, sono 10:40, vi chiedo un supplemento di attenzione, ne vale la lettera la pena. Penso innanzitutto al rimedio introdotto nell'ordinamento penitenziario, l'articolo 35 ter, da una legge del 2014, a favore di detenuti che abbiano patito una carcerazione in condizioni disumane e degradanti, in violazione cioè dell'articolo 3 della CEDU. Sapete che l'Italia è stata condannata a Strasburgo con sentenza pilota per le condizioni inumane e degradanti in cui teniamo i detenuti. Strasburgo ha ordinato all'Italia di prevedere un meccanismo risarcitorio per chi ha subito una detenzione inumana e degradante. Il rimedio compensativo qual è? Per 10 giorni di detenzione in una cella sovraffollata te ne sconto uno. Misura ristorativa che, data la sua ratio, non ammetterebbe distinzione alcuna fra detenuti, i quali, indipendentemente dal reato più o meno grave che hanno commesso, subiscono in maniera analoga le conseguenze di un sovraffollamento carcerario. Quindi questo meccanismo dovrebbe valere per chiunque. Invece, in ragione della natura perpetua della condanna a vita, questo meccanismo risarcitorio non è applicabile agli ergastolani. Ce lo dimostra la matematica. Come si può detrarre un giorno di detenzione ogni 10 da una pena senza fine? Provate a sottrarre una pena infinita in numero di giorni scontati in detenzione umana degradante e avrete sempre una pena infinita. Il quantum accordato a titolo compensativo da questa legge può operare soltanto con riguardo a una pena temporanea. I giuristi che pensano di essere più furbi del diavolo dicono: ma no, questa detrazione, un giorno ogni 10, vale ai fini dell'ammissione dell'ergastolano ai benefici del permesso premio, liberazione condizionale, che dopo 10 anni, 20 anni, 26 anni si possono ottenere. Si avvicinano i termini in cui si può beneficiare di questa misura. Non è così. Questa interpretazione incontra due ostacoli non superabili. Il primo ostacolo è normativo. L'ergastolo è, per il codice penale, una pena perpetua. La sua fine non può essere anticipata. Questa è la regola. Per derogare a questa regola serve un'espressa previsione legislativa che l'articolo 35 ter, introdotto l'anno scorso, non prevede. Né può essere quell'articolo del codice penale che permette di, dopo 10 anni, 20 anni, 26 anni, di ammettere l'ergastolano ai benefici penitenziari, perché quella norma lì è una norma speciale e noi insegniamo ai nostri studenti che le norme speciali non si prestano a interpretazioni analogiche. È una norma che ha finalità risocializzatrici ed educative, mentre questo meccanismo del 35 ter è un meccanismo compensativo. Non ci sono le condizioni giuridiche per la sua applicazione. L'altro ostacolo è empirico. Fra i 1534 ergastolani, molti, e quando dico molti, sono in galera da oltre 26 anni, che è il termine raggiunto il quale si può accedere alla liberazione condizionale. Quindi per questi ergastolani la nuova norma non produce alcun effetto utile. Ha fatto bene dunque il Tribunale di Sorveglianza di Padova, con l'ordinanza di un mese fa, a impugnare il nuovo articolo 35 ter davanti alla Corte Costituzionale, nella parte in cui non si applica agli ergastolani. La seconda riforma legislativa su cui volevo richiamare la sua attenzione riguarda la misura di sicurezza dell'internamento negli ospedali psichiatrici giudiziari. La misura di sicurezza si applica a un soggetto che ha commesso un reato, che però è infermo o semi-infermo di mente, dunque non può essere condannato al carcere, poi viene messo in un ospedale psichiatrico giudiziario affermato che è socialmente pericoloso. Rispetto alla pena, fino ad oggi la misura di sicurezza aveva una durata minima.
scaduta la quale il magistrato verificava se il soggetto era ancora socialmente pericoloso e in quel caso rinnovava di tot anni la misura di sicurezza. Con grande scelta di civiltà giuridica, la legge numero 81 del 2014 introduce una grande novità. Oggi anche le misure di sicurezza hanno una durata massima. Una misura di sicurezza non può durare di più della pena edittale massima prevista per il reato commesso dall'infermo dal folle reo, chiamiamolo così. Perché si è introdotto questo parallelismo della durata della misura di sicurezza della pena? Per evitare il fenomeno degli ergastoli bianchi negli ospedali psichiatrici giudiziari. Succedeva esattamente questo, che un soggetto chiuso in OPG per 3 anni veniva poi di stecca in stecca, così gergalmente si chiama il rinnovo delle misure di sicurezza, trattenuto per 10, 15, 20, 25 anni in ospedali psichiatrici giudiziari, non perché lui fosse socialmente pericoloso, ma perché la sua famiglia d'origine non era disponibile ad accoglierlo, oppure perché i distretti di salute mentale non erano attrezzati per assumersene in carico. E così ogni tot anni, di stecca in stecca, magari per un deficit organizzativo di risorse dei dipartimenti di salute mentale, si restava illegalmente richiusi sine die in un luogo che è un mix tra manicomio e galera. In uno stato di abbandono individuale e di indifferenza collettiva, a proposito di solidarietà sociale, moderna rappresentazione di quelle vite vere censite da Michel Foucault, che si sono così giocate di fatto la loro libertà, la loro sventura, spesso la loro morte, in ogni caso il loro destino. Oggi, grazie all'innovazione legislativa, le proroghe seriali del mandato di sorveglianza non potranno più essere infinite. Tutto bene dunque? Non del tutto. Perché quella legge che abbiamo mostrato prima espressamente non si applica agli ergastolani. Diseguagliando dunque gli ergastoli nascosti di quel folle reo che ha commesso un reato punito con l'ergastolo, che è rinchiuso in OPG e da lì non uscirà mai, fin tanto che sarà socialmente pericoloso. Qual è il denominatore comune di queste due riforme di cui vi ho parlato? Entrambe rifluiscono alla stessa sorgente, e cioè la connotazione esclusiva e insieme necessaria dell'ergastolo come pena perpetua. Mi e vi domando, ma a fronte di ciò, come si può fondatamente sostenere che la previsione del carcere a vita non ponga alcun problema di spessore costituzionale? Qui davvero la tesi giustificazionista di un ergastolo che non sarebbe più tale perché riducibile nella sua effettiva durata si rivela per quella che è una fictio iuris, una impostura giuridica da azzecca gargugli. Il nodo da sciogliere dunque è a monte, non a valle. Non si deve guardare l'ergastolo nella sua fase dinamica, nella sua fase statica. È la previsione nel codice penale di una pena qualificata editalmente come perpetua a fare problema. Ed è un problema che emerge ancora una volta nel linguaggio. Sapete qual è la data che viene segnata nel certificato penale di un ergastolano? È una data impossibile. 31/12/9999. Provate a batterlo nel vostro computer. Vi comparirà l'avviso: controllare che la data 31/12/9999 non sia stata scritta per errore. I computer sono più sensibili di noi, professore. Chiudo. Io ho cercato di disegnarvi l'orizzonte costituzionale delle pene e ho cercato di utilizzarlo come parametro di giudizio rispetto alla pena massima, il carcere a vita. A mio avviso, il carcere a vita non ha cittadinanza costituzionale. Capisco che le argomentazioni che ho adoperato, estremamente giuridiche, possono non convincere. Se è così, ho un ultimo asso nella manica. L'argomento più invincibile e commovente contro l'ergastolo si trova al solito nella lingua, nel dizionario della lingua italiana. Come ha scritto anni fa Adriano Sofri, volete tenere l'ergastolo? Allora dovrete abolire il futuro anteriore.
un giorno quando avrò finito di. Una lingua che conserva il futuro anteriore non merita l'infamia dell'ergastolo. Grazie.